Buongiorno, oggi siamo nel Parco Donatori di Sangue in via del Fiume Vecchio, vicino alle sponde del fiume Aussa. Qui, in questo bellissimo parco, andremo ad realizzare una nuova struttura dedicata a bambini e ragazzi che potranno passare il loro tempo libero e divertirsi, ed è sempre qui che andremo a installare una delle diverse strutture calisthenics che abbiamo previsto nel nostro programma per realizzare un percorso che comprenda il capoluogo e le 3 frazioni. Chi meglio di un protagonista, di un esperto delle strutture calisthenics, può spiegarci in che cosa consiste e quali saranno le strutture più adeguate che andremo ad installare nel nostro comune. Buonasera, sono Lucio Tomasin, candidato della lista al Ponte. Sono stasera qua al Parco Donatori di Sangue in compagnia di mio figlio Marco. Buonasera. Che adesso si presenterà per discutere la questione delle strutture calisteniche. Pensi sia un luogo adatto questo? Allora, piacere a tutti, io sono Marco Tomasin. Questo è un luogo super adatto, anche perché è un parco che ho visto per anni e anni ed è sempre stato inutilizzato. Quindi secondo me è veramente lo spazio ideale per mettere una struttura di calisthenics. E che tipi e quanti di questi tipi si possono installare? Ok, una struttura di calisthenics è composta da diverse sbarre. Quelle principali sono sbarre da trazione di diversa altezza e le parallele, che spesso vengono dimenticate. Volendo si può aggiungere anche una monkey bar, ovvero una barra che ha semplicemente più pioli su cui ci si può arrampicare e fare tante cose creative. Perfetto, e queste strutture le trovi già, ci sono ditte che le fanno appositamente? Assolutamente, ci sono ditte che hanno già delle strutture pronte, arrivano e le mettono. Io direi che possa andare benissimo una cosa del genere, quindi, e questo parco sarà super attrezzato. Perfetto. Bene, ringrazio Lucio e Marco che ci hanno parlato delle strutture calisthenics e in particolare delle strutture che andremo a posizionare in questo bellissimo parco. La loro presenza e la loro professionalità credo siano una garanzia di sicurezza che le strutture saranno adeguate e quelle che poi effettivamente saranno utilizzate da chi amerà fare sport all'aperto. Grazie e buona serata a tutti. Buona serata.